Sì, vai, me ne fotterò, facciamo tutte cose, tutto, grande Napoli, avammoc, e così si vince, che se cazzim, venitemi a parlare mo, Napoli se non ha meritato di vincere, venite a parlarne nei commenti. Ciao, faccio voglio sto Muren. Partita giocata con cattiveria e vinta meritatamente. Un rigore che non ci hanno dato, poi voglio dei falli, cioè su quello su Mario Rui, ditate negli occhi, non c'è ammonizione, e vabbè, Dem è stato ammonito. C'avevano i paraocchi, oggi l'arbitri. Comunque vittoria meritata, primo tempo molto equilibrato. Inizio primo tempo abbiamo avuto noi il pallino del gioco in mano, poi alla mezz'ora è venuta fuori la Juventus. Ci sono state un paio di occasioni da parte del nostro Napoli e un paio da parte della Juventus. Non è stata pericolosa nessuna delle due squadre. Secondo tempo, un altro Napoli, un Napoli che entra prepotentemente in partita. Meglio ancora del primo tempo, con la cattiveria, Zielinski che si procura subito una palla gol da fuori, e ci va vicino. Poi è stesso Zielinski a trasformare il gol dell'1-0. Tiro di Insigne da fuori area, Zielinski da opportunista, da attaccante, la butta dentro. Grande gol di Zielinski. Zielinski mi ha fatto godere come un riccio, veramente. Ma questo Napoli oggi ha dato quantità, qualità a centrocampo. Demme ha impostato una partita e ha fatto una grande partita lì a centrocampo. Il migliore è Demme, il migliore dei tre è stato Demme a centrocampo. Poi è uscito, è entrato Lobotka, anche Lobotka inizialmente ha fatto fatica, poi piano piano è entrato nel gioco. Zielinski, primo tempo così, secondo tempo alla grande. Anche Zielinski nel secondo tempo è stato uno dei migliori perché è venuta fuori la sua qualità. Insigne, uno dei migliori, sempre corsa, scambio, fase difensiva Insigne. Milik, nonostante non abbia fatto gol, si è creato le sue palle gol e andava anche lui in fase difensiva. Callejon così deve migliorare, è l'unico che ha qualcosa ancora da migliorare perché sbaglia troppi palloni e troppi cross. Mario Rui, Di Lorenzo e Manolas e anche Isai, fase difensiva strepitosa insieme a Meret, nonostante poi hanno fatto un errore nel finale, ma ci può stare perché il Napoli aveva il risultato in mano, era quasi finita, però bisogna migliorare anche sotto quell'aspetto. Però complimento a questo Napoli, sono cresciuto pazzo, sono cresciuto, non ce la faccio più, ma manca pure la voce, datemene poche acque, che non ce la faccio più. Comunque, la Juventus ha fatto una partita difensiva nel primo tempo, poi partiva di contropiede, come nel secondo tempo. Il Napoli l'ha controllata, secondo me è stato il Napoli a fare il gioco e alla fine a meritarsi questa vittoria, perché abbiamo creato più occasioni da gol e abbiamo tirato più verso lo specchio della porta della Juventus. Meret è vero, ha recuperato, ha preso delle palle importanti, la fase difensiva, Manolas insuperabile questa sera. Manolas il migliore assoluto in fase difensiva, centrocampo Demme e Zielinski del secondo tempo e Insigne in fase offensiva. Insigne ancora una volta tra i migliori. Niente, fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate, lasciate tanti like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il video di Napoliello 87 Juventini e mangiatevi due babà come volete voi, con il liquore, con la crema, con la cioccolata. Scegliete voi, poi li faccio scegliere a voi. Ciao Higuain, ciao Sarri, ciao Juventino. Buonanotte a tutti amici, da Napoliello 87 e forza Napolès, si gode!